Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Si chiude un'altra settimana di appuntamenti, un'altra settimana fatta di attività sportiva e allora seguita attraverso la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com che trasmette e dove potete trovare in modalità on demand sui canali YouTube e Facebook tutti i nostri servizi e le nostre interviste. In diretta invece per quanto riguarda la TV, TV digitale terrestre, canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente alla TV appunto Caffè TV 24. Andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie di oggi. Cominciamo con il parlare di ciclismo perché si avvicina il 103esimo Giro d'Italia che partirà, tra l'altro lo sapete, dall'Ungheria. Ci saranno 2 tappe in Ungheria. La conclusione domenica 31 maggio con tappe importanti proprio nella provincia di Treviso. C'è la crono Conegliano Valdobbiadene che viene presentata tra l'altro nella giornata di domani, sabato, proprio a Conegliano. Dalle 2 ruote del ciclismo alle 2 ruote a motore, con il caso Iannone ancora in piena osservazione, diciamo così, perché il deferimento per Iannone sembra essere inevitabile, per lui valori compatibili con un ciclo di anabolizzanti. Andiamo a parlare di basket. In Eurolega la 18ª giornata ha visto ieri sera Milano ospitare i greci della Panathinaikos e c'è stata la vittoria di Milano per 96-87. In A1 per sempre il basket maschile, la TVB è un pochino in crisi, anche se non si vuol far pesare naturalmente questo momentaccio, ma attenzione perché c'è una trasferta piuttosto impegnativa contro la Olimpia Milano. Tutti naturalmente, prima vi ho parlato di Olimpia Milano vincente contro Panathinaikos, insomma c'è da sperare che la situazione fisica di Olimpia Milano magari sia un po' deficitaria, un po' di stanchezza, ma qui stiamo parlando da tifosi vero e propri. Si giocherà alle ore 12 al Palalido di Milano ed è la terza volta che quest'anno l'Olimpia torna a giocare al Palalido. Per la pallavolo adesso ci sono le qualificazioni di Berlino per quanto riguarda il maschile, in finale per l'Europa ci vanno Francia e Germania. Nella pallavolo femminile invece oggi si gioca Polonia-Azerbaijan e Germania-Croazia. Vedete questa foto dove c'è Asia Volovs, la palleggiatrice dell'Imoco Volley Conegliano, che ha fatto fuori, tra virgolette diciamo, la sua compagna di squadra De Cruyff, battendo appunto per 3-1 la formazione dei Paesi Bassi. E allora vi dicevo, oggi Polonia-Azerbaijan con Polonia lanciatissima, Germania-Croazia, oltre a Turchia-Belgio. Domani semifinali e domenica la finale. L'Imoco ritornerà in campo il 15 gennaio in casa di Monza. Sono stati stabiliti anche per quanto riguarda questa Serie A1 i quarti di finale di Coppa Italia con il 29 gennaio alle ore 20:30 che vedrà l'Imoco scendere in campo in casa al Palaverde contro Chieri. Final Four poi a Busto Arsizio sabato 1 febbraio, domenica 2 la finalissima a partire dalle ore 18. La pallavolo maschile di Motta di Livenza ritorna in campo dopo la sconfitta contro Torino per 3-1, si torna in trasferta a Bolzano, ma c'è da affrontare l'ultima della classe. Ultima della classe no, per quanto riguarda la formazione dell'Aduna Volley Padova, però è una compagine che non dovrebbe creare grossi problemi al team Spes Conegliano che ritorna in campo alla Zoppas Arena di Conegliano per l'appunto sabato sera alle 20:30. I Leoni del Benetton, siamo sul rugby, hanno perduto sabato contro Glasgow e ora si gettano nella Champions che ritorna con 2 gare. La prima in trasferta contro Northampton, la seconda contro la corazzata Leinster. Andiamo a sentire le parole di Marco Bortolami che ci inquadra un po' queste 2 partite. Bortolami, è arrivata una sconfitta inaspettata e non voluta contro Glasgow, ha compromesso qualcosa? Come state preparandovi per le prossime 2 partite di Champions? Ma ha compromesso qualcosa no, perché la stagione è ancora lunga, soprattutto ci sono ancora tanti scontri diretti che ci aspettano nei mesi a venire per raggiungere possibilmente la zona playoff, per cui nulla è compromesso. Sicuramente è stata una performance un po' al di sotto
delle aspettative e di quello che volevamo dimostrare. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sugli aspetti che non hanno funzionato. Torna la Champions, qualcuno, la stampa, dice che magari sono inutili queste partite perché cancellare la Champions, però non è così nemmeno qui. No, perché dobbiamo sviluppare, continuare a lavorare su un atteggiamento vincente della squadra, per cui affronteremo queste due partite al 100%. Ci sarà un turnover necessitato dai minutaggi di 1 o 2 giocatori, ma la squadra sarà super competitiva e affronteremo queste due partite cercando di ottenere il massimo. Per cui siamo estremamente motivati per affrontare sia Northampton prima che poi Leicester in casa al massimo delle forze. Ecco, l'hai detto tu, Northampton fuori, Leicester posto che se n'è andata letteralmente in casa. Con Northampton dove cercherete di fare vostra la partita? Beh, Northampton è una squadra molto fisica come tutte le inglesi, ma che quest'anno ha un gioco molto più espansivo rispetto alla tradizione inglese, per cui dovremo essere molto equilibrati e sicuramente essere più consistenti in difesa, perché se concedi le segnature troppo facili agli avversari poi loro non fanno altrettanto con te, per cui devi lavorare il doppio per segnare. E questo sicuramente non è positivo. In più dobbiamo lavorare molto di più sul nostro possesso. Northampton, come tutte le squadre inglesi, ha un pack molto fisico e organizzato, per cui sarà un'ulteriore prova per i nostri avanti, ma siamo pronti a questo. Sarà una battaglia lì da loro, però insomma dobbiamo accogliere questa sfida e affrontarla con il massimo dell'entusiasmo e della convinzione. Da lì poi penseremo all'Einster. Sì, dopo quella partita penseremo all'Eister, l'abbiamo sempre detto, ma è così. Ogni settimana affrontiamo l'avversario di settimana per fare il meglio che possiamo. Qualcosa non ha funzionato sabato scorso, dobbiamo semplicemente lavorare su questi aspetti che non hanno funzionato, essere coscienti che noi per primi possiamo gestire la nostra performance e essere sicuri di dare il meglio di noi. Poi il resto viene di conseguenza. Questo Bortolami con queste parole ha inquadrato appunto Northampton, prima gara sabato, domani in trasferta, domenica scusatemi, in trasferta, e invece poi tra 15 giorni, tra una settimana meglio dire, saremo in casa a Monigo contro Leinster, da seguire entrambe le gare. Calcio con la Serie A, ci sono novità sul Milan che punta a portare a casa questo giocatore, ovvero Politano, in maglia Inter. Poi c'è una idea, quella di portare Max Allegri in panchina, un'idea che esce quest'oggi sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport. Con un incarico si pensa alla Ferguson, che è sempre stato poi uno dei sogni dello stesso Max Allegri. Intanto Caldara torna all'Atalanta per cercare di rinascere, perché dopo il passaggio alla Juventus, il passaggio al Milan nello scambio Bonucci, sta deludendo un po', è andato un po' in depressione il ragazzo, e vediamo se appunto ritornare all'Atalanta lo farà rinascere come lui chiede. Borini per esempio è una delle delusioni ancora del Milan, va a Verona in cerca di un rilancio. L'Inter con Marotta chiude per Young dello United, ve la dicevamo ieri, c'è un contatto anche per Giroud. Il Napoli conferma Dem, ha già fatto le visite, a luglio arriveranno Lobotka e a luglio dovrebbe arrivare anche Amrabat. La Fiorentina conferma l'acquisto di Cutrone, che è stato ceduto al Wolverhampton dal Milan e adesso ritorna in Italia, dove al Wolverhampton giocava veramente poco. Ieri sera per il calcio giocato, ottavi di finale di Coppa Italia, si è giocato a Torino con i Granata che hanno battuto ai rigori 6-4 il Genoa. In Serie B le Venete e le Friulane stanno andando a 1000, insomma con il Pordenone di Tesser secondo assoluto. I quotidiani sportivi parlano di questo fenomeno appunto di Tesser e del presidente Lovisa. In attesa di riprendere si gioca il 17, la ripresa alle ore 21 proprio Frosinone-Pordenone, mentre poi sabato ci sarà Cremonese-Venezia con la Cremonese che ha riportato in panca Rastelli, che ha sostituito nuovamente Baroni, Chievo-Perugia e domenica poi Spezia-Cittadella.
Per quanto riguarda la Serie C, Lanerossi Vicenza in vetta con il ritorno nel girone B domani in campo alle 19:30 Triestina San Benedettese, una Triestina che si è rinforzata con l'arrivo di Lodi, giocatore di categoria superiore. Domenica Fano Padova, Rimini Feralpi Salò, Virtus Verona Gubbio, Arzignano Imolese e Fermana appunto Lanerossi Vicenza. La Serie D con il Campodarsego che vincendo a Feltre ha consolidato la sua leadership in classifica. Al secondo posto c'è un sorprendente Legnago quest'anno a 36 e l'Adriese di Tiozzo a 34 al terzo posto. È un Montebelluna che con il suo presidente ha riaperto le casse, per così dire, si sta cercando una punta da accasare, ci si guarda intorno sugli svincolati per trovare qualcuno disponibile ad arrivare a Montebelluna ad aiutare una situazione che è così così. Per quanto riguarda la prossima gara è per l'appunto in casa del Campodarsego, poi il 15 quando è previsto un turno infrasettimanale la formazione di Montebelluna, la formazione di Bodo affronterà la seconda in classifica ovvero il Legnago. L'Eccellenza è il campionato che più da vicino seguiamo, nel girone B le nostre telecamere domenica saranno a Moriago della Battaglia per seguire Union QDP Portogruaro. Per quanto riguarda l'Union QDP non avrà più il tecnico Cristiano Turchetto in panchina, Portogruaro invece sappiamo che sta regolarizzando il suo cammino e potrebbe essere una decisamente tra le favorite della vittoria del campionato. Si recupererà mercoledì 15 gennaio invece la gara tra San Donà e Distrana, l'inizio è fissato per le ore 18. Promozione con le notizie che arrivano, a parte lo Pitergina che ha preso ben 11 punti di vantaggio sul Treviso e quindi capolista indiscussa. Per il Treviso per l'appunto il saluto a Gianfranco Bellotto e l'arrivo dell'ex giocatore Andrea Darold che era già il suo secondo nonché allenatore della Juniores della Treviso Academy. Vedremo quello che succederà a Treviso dove oggi parla sui quotidiani locali, parla l'attuale vicepresidente Lucchese che ha trascorsi anche nel Treviso che conta, nel Treviso importante che arrivò fino alla Serie A. Dice che qualche cosina si era incrinato tra Bellotto e la società ed è stato forse meglio così che sono arrivate le dimissioni di Bellotto. Passiamo al basket per chiudere, ci restano il Ponzano che sta scivolando al terzultimo posto in classifica e il prossimo turno ancora in trasferta a Bolzano, dovrà approfittare per tornare nuovamente alla vittoria, mentre la Ruker Sanve va sulle ali della contentezza, della gioia perché i risultati sono arrivati, è arrivata anche la qualificazione per quanto riguarda la Coppa Italia di categoria e allora ben venga, aspettando quella c'è da affrontare una gara piuttosto interessante che la porterà appunto in trasferta per quanto riguarda il nostro appuntamento che con la Ruker va a continuare in questo campionato che si augurano tutti un po' bello e forte. Andiamo a sentire l'intervista che abbiamo con Marco Mian che ci parla dopo l'ultima vittoria. Ma sai, un coach ha delle sensazioni secondo me, non era il momento di urlare, non era il momento di fare delle sceneggiate, era il momento di guardarci negli occhi e dire ragazzi dobbiamo sistemare questo paio di cose qui, sistemato questo paio di cose qui vedrete che le cose vanno in una certa maniera, chiaro, poi ci vuole anche un po' di fortuna perché non è che tutti i time out abbiamo la bacchetta magica e risolviamo, però sentivo che in quel momento lì non era da cazziarli, da mangiargli la faccia, era da fargli capire che bastava sistemare un paio di dettagli soprattutto di atteggiamento e la cosa sarebbe cambiata. Così è stato e infatti è cambiata la cosa, perché poi sistemi due cose, i ragazzi prendono anche più fiducia, anche in attacco, chiaramente le due cose erano difensive e bene così, insomma, bene così. Ultima domanda, io siamo più o meno della stessa età e a me oggi vedere te da una parte e Cesco Vescovi dall'altra, insomma qualche lacrimuccia mi è scesa. Quanto secondo te è il valore aggiunto di quello che voi avete portato? Insomma, tutti e due avete vinto un campionato italiano, avete un'esperienza tale, potete portare in un campionato come la Serie B? Ma allora, indubbiamente
c'è quell'esperienza giocata, nel senso che certe cose, magari quando giocavamo noi, la pallacanestro non era proprio così atletica, così veloce, però bene o male un pick and roll quello era, un rimbalzo quello era, una presa di posizione quella era, e cerchi di trasmettere ai ragazzi. Poi però mi sono accorto dal primo anno che ho iniziato a allenare, quindi un bel po' di tempo fa, che comunque bisogna studiare, non è che perché si è ex giocatori che si possa andare in campo, cioè scusa, andare in panchina e si risolve tutto, bisogna studiare, bisogna capire, perché è abbastanza diverso mettersi dall'altra parte. Diciamo che prima di tutto ti stressi molto di più, almeno quando giocavi correvi e ti passava, qui ogni tanto ti viene voglia di prendere qualcosa e spaccarla, però la metodologia, il capire i ragazzi, l'incoraggiarli, cazziarli, questo lo devi imparare, lo devi sentire, c'entra poco con essere stati giocatori. Bravo Marco Mian, e allora ricordiamo che la Ruker va a Piadena per giocare una gara che all'andata finì 78-73 per la Ruker. È tutto, ci fermiamo qui, ci risentiamo lunedì, buon weekend!